Basta parole ma fatti, e questa è la prima puntata con il nostro ospite nuovo, Franco Manzato, assessore regionale all'agricoltura, alla pesca, ai parchi, a molte deleghe ma soprattutto agricoltura e pesca. Oggi con lui cominciamo a parlare di agricoltura, ma nel corso delle 10 pillole che registreremo con lui parleremo di un po' tutto quello che lui ha realizzato in questi 3 anni, perché è dal 2010 che è assessore regionale all'agricoltura e sta lavorando molto a Palazzo Balbi. Allora, cosa è stato fatto? Intanto salve Franco Manzato. Buongiorno a voi. Cosa è stato fatto in questi 3 anni? Beh, siamo riusciti innanzitutto a dare una svolta rispetto ai giovani, questo secondo me è importante perché abbiamo inserito più di 4.000 giovani in agricoltura, finanziando con oltre 100 milioni di euro queste attività e attraverso il piano di sviluppo rurale, che è lo strumento finanziario che dà una mano agli imprenditori. Questo secondo me è un segnale importante da una parte, e l'altro invece è quello di affrontare una crisi che ovviamente anche per il settore agricolo si è sentita forte, anche se i fondamentali sono importanti per l'agricoltura del Veneto, e questo significa essere riusciti a mantenere forte e stabile l'agricoltura, anche se il reddito delle imprese agricole ovviamente in alcuni settori è veramente in crisi. Certo, e infatti sono aumentate le imprese agricole, no? Cioè si sono ridotte, si è ridotto il numero delle piccole imprese e è aumentato il numero delle grandi imprese che possono dare posti di lavoro. Sì, questo è un trend ormai che è legato anche al mercato. Il numero delle imprese agricole è diminuito ormai da 10 anni sempre di più, però la dimensione aziendale, quindi il numero di ettari a disposizione delle aziende ovviamente sono aumentati, quindi anche la dimensione significa competitività nei prossimi anni, e questo è importante perché il mercato comunitario chiede alle imprese agricole di stare appunto nel mercato libero, e quindi anche gli strumenti finanziari che abbiamo messo a disposizione e la dimensione è determinante poi perché queste aziende possano creare reddito da una parte e occupazione dall'altra. Perfetto, ci fermiamo qui per questa prima pillola, ma state con noi perché parleremo anche di quello che si farà in agricoltura nei prossimi anni.